Buon pomeriggio e benvenuti al nuovo appuntamento con Distanza Minima, la rubrica in diretta di Wildim, il laboratorio sulla comunicazione della WILDM di Udine. Oggi incontreremo Giulio De Vita, che speriamo ci raggiunga al più presto e con il quale condivideremo questa oretta insieme e toccheremo diversi temi che riguardano appunto il fumetto e con altre curiosità. Eccolo, ben arrivato Giulio. Forse Mi devi sentite? ecco Sì, adesso sì. ecco. Bene, buon pomeriggio e assieme a me a condurre questa intervista ci sono Diego, Elia e Moreno con Ivan alla regia e rappresentanza di tutta la redazione. Mi permetto adesso un attimo di introdurre Giulio, che è uno dei maestri italiani del fumetto. Nella sua carriera, iniziata a metà degli anni 90, ha disegnato vari personaggi come Lazarus Led, Tex Willer, i personaggi Marvel e saghe come quella di Chris Devanor. Conosciuto a livello internazionale, ha lavorato con i più importanti editori francesi e nel 2013 la rassegna Lucca Comics and Games le ha dedicato una mostra antologica personale. Appassionato di tutto ciò che è comunicazione visiva, si è occupato anche di pubblicità, teatro e musica, collaborando per copertine e videoclip, tra gli altri con gli 883, Vasco Rossi, Zucchero e Sting. Dal 2018 dirige a Pordenone il PAF, il Palazzo Arti Fumetto Friuli, che ha contribuito a ideare e a far nascere. È con noi qui e lo incontriamo Giulio De Vita. Grazie per essere qui con noi e se te la senti direi di partire subito con le domande. Volentieri. Ecco, lascerei la parola a Moreno. Buongiorno. Buongiorno Moreno. È un'emozione parlare con un fumettista. Comincio solo. Come si diventa un fumettista? Come si diventa fumettista? Ci sono Come si delle diventa? scuole? Allora, intanto si nasce fumettisti, secondo me, perché essere fumettista non vuol dire solamente essere un disegnatore, ma soprattutto, io lo dico sempre, essere un narratore, avere l'esigenza innata di raccontare delle storie attraverso una voce che è quella, non quella appunto che ci dà le corde vocali, ma la voce del disegno. E quindi io dico anche sempre questa cosa, si può essere un bravo fumettista senza essere necessariamente un bravo disegnatore, però puoi essere anche un ottimo disegnatore senza essere un bravo fumettista. Perché alla base di tutto c'è proprio l'esigenza di narrare. Quindi, insomma, è una vocazione innata. Io ho iniziato fin da bambino, proprio per passione e necessità, proprio a raccontare delle storie a disegni. Ho iniziato, per esempio, copiando i film. Da piccolo ero molto appassionato, per esempio, dei film di Alfred Hitchcock, che era un grande regista inglese che dopo è andato a vivere in America, ha lavorato tanto in America. E poi proseguendo negli anni a imbrattare diari a scuola con vignette, micro racconti, eccetera, e dopo questa cosa è diventata la mia professione.
Poi ci sono delle scuole anche, adesso ci sono tantissime scuole in giro per l'Italia, noi anche al PAFA facciamo dei corsi, però sono più che altro per imparare a capire quali sono le tecniche, perché ci sono delle tecniche precise per realizzare questi fumetti, ma tanti ragazzi che partecipano a questi corsi poi effettivamente non è che diventino tutti professionisti, proprio perché è un lavoro molto faticoso, perché prende tante ore di lavoro e se tu è un lavoro solitario che tu fai a casa da solo e molto raramente viene fatta in compagnia, in studi, condividendo gli spazi, e quindi anche psicologicamente è abbastanza faticosa. Quindi se tu non ce l'hai proprio dentro nel sangue, è difficile che è una cosa che si possa imparare. Vai, Moreno. Allora, andiamo con liscio. Ci sono delle scuole per diventare fumettista? Sì, ci sono delle scuole, ci sono attualmente in Italia, adesso non so dirti quante, però direi sopra la decina, nelle principali città italiane. Ci sono soprattutto due grandi, chiamiamoli franchising, due grandi cordoni che sono la Scuola Internazionale del Comics e un'altra adesso non mi ricordo, insomma, comunque hanno dei nomi simili, che insegnano ai giovani, sono corsi post diploma di solito, a pagamento, chiaramente sono delle scuole private che ti insegnano, oltre a imparare le tecniche base proprio di disegno, dall'anatomia, la prospettiva, la regia, il character design, ci sono tante piccole discipline all'interno del disegno che vengono imparate, come si colora, come si fa il lettering, come si fa la sceneggiatura, che dopo se volete vi spiego che cosa sono tutte queste parole. Si insegnano appunto a fare queste cose e dopo insegnano anche a come proporsi agli editori, perché si lavora di progetto in progetto tante volte, cioè tu finisci una storia e dopo devi andare a trovarti un nuovo lavoro, quindi fa parte del mestiere anche sapersi vendere. È interessante. Difficile ma interessante. Vado avanti con altre domande. Oltre a saper disegnare, che competenze deve avere un fumettista? Allora, le competenze, giustamente tu hai detto, oltre a saper disegnare, quindi come dicevo prima, bisogna sapere disegnare un corpo umano, bisogna saper disegnare come collocarlo all'interno dello spazio, no? Quindi dentro una scenografia, quindi sapere le prospettive, le regole della prospettiva, magari sapere la teoria delle ombre, come cadono le ombre per dare volume ai disegni. Bisogna avere un occhio attento, le altre competenze, di solito si chiamano soft skills, queste competenze non dirette, che sono, per esempio, il sapersi, come dicevo prima, il sapersi vendere, no? Quindi non riguarda proprio il lavoro del disegno, ma sapersi relazionare con gli editori, mettersi a disposizione l'umiltà, quindi di mettersi a disposizione della narrazione, perché quello che conduce è sempre la storia. Cioè il disegnatore dovrebbe adattare anche il proprio stile, il proprio tratto, a seconda del tenore della storia. Ci sono delle storie più romantiche che hanno bisogno di un segno un po' più morbido, delle storie un po' più dure che magari richiedono un tratto anche più ruvido. E poi un'altra soft skill che è molto importante
è quella che mi stavo dicendo, che mi adesso è sfuggita, è quella di sì, di mettersi sì, dell'umiltà, ecco, di mettersi al servizio delle cose. Ah, ecco, un'altra cosa invece che è molto importante è che siccome bisogna disegnare un sacco di cose in un fumetto, quindi devi disegnarti, non so, devi disegnare una scrivania e devi disegnare sulla scrivania, che ne so, il rotolo dello scotch, il portapenne, il computer, le matite, le penne, eccetera. È impossibile prendere documentazione per fare qualsiasi cosa, no? Una scena in una strada, le macchine che passano, eccetera. Documentarsi fotograficamente per ricopiare delle cose esistenti è veramente, sarebbe un lavoro immane e bisogna anche ottimizzare i tempi per realizzare queste tavole a fumetti, no? Le pagine, gli originali disegni si chiamano tavole. E allora sì, il fumettista impara a fotografare con la mente, cioè a vivere quotidianamente e analizzare di continuo le cose come sono fatte. Così immagazzini dentro il cervello tutta questa documentazione che dopo tu riesci a farla a memoria. Questa cosa ti permette di ancora anche lavorare più agevolmente. Questa è una soft skill che ritengo una delle più importanti per un fumettista. Da ragazzo, quali erano i fumetti che leggeva? Allora, io ho avuto la fortuna di scoprire i fumetti grazie a mio zio. Mio zio veniva a trovare, io sono figlio di meridionali che si sono trasferiti a Pordenone. Poi veniva ogni tanto d'estate mio zio a trovarci, e lui aveva l'abitudine di leggere un fumetto, un giornaletto che si chiamava e si chiama ancora ad oggi Lancio Story. È un giornalino che esce settimanalmente e che ha sempre pubblicato a puntate i grandi fumetti internazionali. All'epoca, quando lo leggevo io da piccolo, pubblicava fumetti argentini, adesso pubblica più che altro cose francese, franco-belga. E quindi da bambino io leggevo più che Topolino come una cosa più tradizionale, dopo ho letto anche Topolino, però da bambino leggevo questo Lancio Story. Quindi lì ho scoperto dei grandi nomi come Ugo Pratt, Domingo Mandrafina, Alberto Breccia, Gian Zanotto, Seias, ho letto l'Eternauta, che è un grande fumetto che adesso è anche tornato alla ribalta perché ha previsto un po' quello che sta succedendo oggi con la pandemia. E quindi, ecco, soprattutto erano fumetti in bianco e nero, quindi ho apprezzato molto, ho imparato a disegnare in bianco e nero molto, più che a colori, e che è una caratteristica abbastanza peculiare del fumetto. Insomma, il fumetto in bianco e nero ha un fascino anche unico. Quindi la risposta appunto è Lancio Story per di più. Fumetto, che è quello di strumenti un po' difficile. Quali sono gli autori che ritiene siano i suoi punti di riferimento? Allora, come ti dicevo prima, nella mia formazione sono stati questi argentini. Ho citato anche Ugo Pratt, che invece era italiano, però ha lavorato in Argentina lui per un lungo periodo, dove si è fatto le ossa e ha creato migliaia di pagine. Poi però crescendo, dopo, come è stato detto nella presentazione, io ho avuto la fortuna di cimentarmi e entrare nel mondo della bande dessinée. La bande dessinée sono i fumetti francesi. Il fumetto francese si distingue dagli altri perché è diventato negli anni proprio il fumetto autoriale per eccellenza, perché invece di essere pubblicato su giornaletti,
viene pubblicato in veri e propri albi cartonati, quindi cose di pregio che vengono vendute nelle librerie più che nelle edicole. E lì gli autori creano i loro personaggi personali. Il più famoso in Italia è certamente Asterix e Obelix, poi c'è Tintin, e poi ci sono anche tanti altri stili. Oggi ci sono i fumetti realistici, di fantascienza, eccetera. Ecco, scoprendo questo mondo, io mi sono innamorato follemente di un autore che si chiamava, perché purtroppo adesso non c'è più, Möbius. Möbius è lo pseudonimo di Jean Giraud, che era un grandissimo fumettista francese che ha creato il Tex francese, che è Blueberry, che non so se conoscete, che è comunque un fumetto celeberrimo in Francia, dove c'è veramente un fiorire nelle tavole, un fiorire di dettagli, di segni meravigliosi, di tavole ricche, di scenografie splendide. Però questo autore, dopo aver fatto il fumetto realistico per tanti anni, a un certo punto negli anni 70 ha creato questo alter ego di se stesso che si chiama Möbius, e ha cominciato ad esplorare i mondi fantastici, quindi a disegnare deserti visionari, incredibili, con creature fantastiche, e ha proprio rivoluzionato il mondo della fantascienza. Tanto che, per esempio, è stato chiamato da Ridley Scott, il famoso regista, per realizzare alcune cose, alcune parti del film di Alien, di Blade Runner, ed è diventato proprio emblematico. Addirittura un altro film, Dune, che è stato dopo realizzato da David Lynch, parliamo dei primi anni 80, credo, lo aveva tutto disegnato Möbius insieme a Jodorowsky, che è un altro grande sceneggiatore uruguaiano, che adesso anche lui lavora e vive in Francia, insomma, e quindi insomma, ha declinato e ha esplorato anche lui tanti mondi, altre discipline come il cinema, come l'animazione, eccetera, come la pubblicità. E quindi per me Möbius è proprio il numero uno in assoluto, insuperabile. Adesso chiedo aiuto alla regia, perché dovrebbe esserci Elia a proporti altre domande, però se dovessero esserci dei problemi, magari inizio a fartele io. Bene. Va bene. Non vedo segnali particolari, per cui inizio io chiedendoti cosa fa un comic book artist? Cosa fa nel suo lavoro? Allora, la giornata del comic book artist è questa. Sceglie, cioè prende la sceneggiatura. Allora, la sceneggiatura che cos'è? È il testo scritto di quello che dopo lui deve disegnare, alla stessa maniera di quello che è il copione di un film. Quindi c'è la formattazione di questa sceneggiatura è divisa per tavole, quindi le pagine, vignette, no? Quindi vignetta 1, c'è la descrizione di quello che deve accadere e i dialoghi, chi parla e chi risponde. Quindi il disegnatore deve interpretare e mettere in disegno la sceneggiatura. La sceneggiatura se la può disegnare anche lo stesso disegnatore, ovviamente. Ci sono gli autori completi che fanno tutto, sceneggiatura e disegni. Però, insomma, per la maggior parte dei casi c'è uno sceneggiatore specifico, un autore che scrive i testi e il disegnatore che li esegue. Dal punto di vista del disegnatore, il regista della storia è il disegnatore, mentre c'è una diatriba, un po' di giochi di ruoli con gli sceneggiatori, in cui tanti sceneggiatori dicono no, il vero autore del fumetto sono io e il fumettista, il disegnatore è solo un esecutore. Insomma, è
una disputa che non avrà mai fine e poi chiaramente ci sono dei distinguo da caso a caso. Come si esegue una tavola? Una tavola di solito viene realizzata prima a matita, quindi con degli schizzi a matita. Vedete, io ho sempre una matita in mano, vado a dormire con le matite anche, e poi viene ripassata in bella a china. A china si possono usare diversi strumenti. Ci sono i pennarelli semplici, che poi chiaramente gli artisti, i professionisti usano dei pennarelli un po' più speciali, insomma, ma che si trovano comunemente nel mercato, che hanno delle punte abbastanza morbide o dure, o con la punta a pennello, eccetera. Oppure si usano veramente i pennelli o i pennini. Adesso vediamo se riesco a tirare fuori un pennino. Il pennino è proprio quello classico, no? La punta di metallo che dopo si intinge dentro la china, delle boccette di china, e dopo si ripassa a china. Perché si ripassa a china? Perché adesso non è più tanto necessario, ma in passato le tecniche di stampa non erano così sofisticate come oggi e quindi per rendere visibile il tratto, il disegno in stampa era necessario che il disegno fosse fatto proprio di nero puro e pulito. Oggi invece le tecniche di stampa sono molto evolute, quindi ci sono anche dei fumetti che sono disegnati anche solo a matita o con altre tecniche. E poi ovviamente oggi siamo nell'era digitale e ci sono tantissimi disegnatori che disegnano direttamente al computer tramite delle tavolette grafiche che quindi hanno, o anche sugli iPad direttamente oggi, perché hanno anche le stilo che ti permettono di raggiungere dei risultati eccellenti. Dopodiché, di solito, quando hai finito la tavola, hai finito di disegnare, si cancella la matita, si toglie la matita con una gomma che non so quanti conoscono, è la gomma pane, che è una gomma che sembra quasi un pongo, ma ha la particolarità che non lascia truccioli, quindi non sporca il tavolo. Immaginate quante volte durante una giornata di lavoro un artista può cancellare, quindi si creerebbero proprio montagne e montagne di truccioli che farebbero perdere del tempo solo nella pulizia. E alla fine di questa ripulitura viene fatta la scansione, quindi si passa la tavola allo scanner per dopo mandarla digitalmente all'editore o alle altre fasi di lavorazione, perché anche successivamente al disegno in bianco e nero dopo di solito viene anche colorata e di solito nella maggior parte dei casi oggi la tavola viene colorata al computer per dopo andare in stampa, in impaginazione in stampa. Per realizzare una pagina, adesso non so se sto anticipando le altre domande, i tempi sono variabili a seconda del disegnatore e del tipo di fumetti. Di solito si distingue il fumetto da fumetto seriale e fumetto d'autore. Oggi c'è anche il fumetto delle graphic novel, che è ancora diverso, però diciamo un fumetto seriale come per esempio Tex, Diabolic, Topolino, tutte queste cose che escono in continuazione, hanno la necessità di essere proprio di avere dei ritmi serrati, quindi di solito un disegnatore ci mette al massimo un giorno per fare una pagina. Mentre invece per il fumetto d'autore, che è quello che ad esempio faccio io in Francia, dove i disegni sono molto più elaborati, la stampa è anche più grande, quindi le tavole anche sono molto più grandi, io ho impiegato anche settimane per fare una sola pagina. Nelle graphic novel il discorso è diverso, perché le graphic novel sono veri e propri romanzi, proprio anche col formato di romanzo, in cui la lunghezza, no, lo spessore del libro è variabile a seconda della storia, quindi non ha uno standard fisso, e lì proprio i tempi del disegnatore sono liberissimi. Quando il disegnatore ha finito la storia, si prende tutto il tempo che vuole e la consegna. Basta, quindi penso di aver risposto alla tua domanda. Forse in parte quanta libertà artistica ha il disegnatore rispetto all'autore della storia
e può collaborare alla storia o modificarla? Ecco, questa è una bellissima domanda perché è molto variabile anche questa situazione. Ci sono dei disegnatori che preferiscono non, partecipare alla storia, proprio vogliono essere loro di loro fuori diciamo, da un contesto creativo dal punto di vista narrativo e dedicarsi solamente al disegno. Per quanto mi riguarda, invece, io sono un rompiscatole perché, siccome vivo proprio in empatia con i personaggi, ci sono delle situazioni che talvolta si realizzano nella sceneggiatura che io vedo che difendo i personaggi, no? Faccio proprio il sindacalista del personaggio e mi dico, no, ma questo personaggio la sua psicologia non lo farebbe agire in questo modo. E quindi chiedo allo sceneggiatore, dialogando, chiaramente non litigando, chiedo di prendere in considerazione le motivazioni di questi personaggi e spesso viene accolta questa mia richiesta. Poi ci sono gli sceneggiatori che non accettano interferenza da parte del disegnatore. Allora a quel punto, per esempio, per quanto mi riguarda, la relazione a vita breve. Poi si torna sempre nella distinzione che facevo prima. Ci sono delle situazioni in cui c'è anche il tempo per discutere, no? E cercare di andare a migliorare la storia. Altre in cui proprio non c'è neanche il tempo e quindi bisogna solo eseguire. Soprattutto in storie dove c'è un personaggio molto delineato, dove i paletti sono molto stretti, come ad esempio i personaggi Disney, oppure i personaggi bonelliani, Diabolic, Tex, tutti questi personaggi qua che sono molto delineati e hanno necessità anche di una cosa che si chiama continuity, no? Di essere coerenti anche da un albo all'altro. Quindi lì gli spazi sono molto più ristretti per collaborare. Dalla sua esperienza è più difficile scrivere dialoghi o disegnare? Allora, anche questa è una bella domanda complicata. Allora, per essere, diciamo che fare lo sceneggiatore in generale è più facile che disegnare fumetti. Quindi paradossalmente diciamo così, uno scrittore, no? Uno che è abituato a scrivere racconti, eccetera, dice, bene, adesso io mi metto a fare fumetti, si impara 2 o 3 informazioni di base, no? Su come si formatta questa forma narrativa e ci si può mettere. È chiaro che invece mettersi a disegnare dall'oggi al domani è molto più difficile e trovare degli ottimi disegnatori è molto raro. D'altro canto, anche gli ottimi sceneggiatori sono altrettanto rari. Quindi l'eccellenza è sempre rara, effettivamente. Quindi per darti una risposta, comunque propendo che per il disegno. Che rapporto ha con le tecnologie digitali e hanno cambiato il suo tipo di lavoro da fumettista? Io ho un ottimo rapporto con la tecnologia, sì, mi sono sempre interessato alle innovazioni, sono sempre stato curioso di esplorare tecnologie nuove. Sono stato tra i primi anche a comprare queste tavolette digitali per disegnare, però ho avuto sempre un rapporto equilibrato, cioè li ho sempre considerati uno strumento, quindi il computer ha la stessa valenza di una matita e quindi con questo equilibrio mi permette di non abbandonare l'una o l'altra a seconda dell'esigenza di quello che devo fare. Quindi così come cambio matita, pennello, pennino, pennarello a seconda dell'utilizzo,
ho uno strumento in più sulla scrivania che è anche il computer. Velocizzare o agevolato o no, ho riscontrato questa cosa, che in realtà il computer non velocizza il lavoro. Non mi ha cambiato in economia di tempo il lavoro, è sempre rimasto uguale e io posso, sì, ho ormai più di 30 anni di carriera, quindi ho insomma, un discreto bagaglio, insomma, di test per dichiararlo. Una cosa interessante invece della tecnologia è che ti permette di tornare indietro, cioè invece di fare la correzione quando sbagli, col computer tu puoi tornare indietro e questa certamente è una risorsa preziosa se sbagli parecchio, ma quando sei professionista è difficile che si sbagli tanto, quindi per quello dico non è che c'è tanto risparmio di tempo. In riferimento alle storie, come nascono le sue storie e quella è la fonte di ispirazione? Sì, come dicevo, io sono un fumettista che è abituato a lavorare con altri sceneggiatori. Quindi come succede? Cosa succede? Gli sceneggiatori mi propongono delle storie che io leggo, analizzo. Questo lavoro che dicevamo prima diciamo, di modifiche la faccio a priori, quindi prima di iniziare una storia, disegnare una storia e anche di firmare un contratto, chiedo allo sceneggiatore se può fare eventuali modifiche. E quindi mi sono perso la domanda, scusami. Come No, nascono le mie storie? Ah, sì, e sì, quella è la sì, fonte di sì, ispirazione. sì. Quindi la fonte di ispirazione di solito sono le proposte degli sceneggiatori, quindi loro mi fanno queste proposte, se la storia mi solletica, cioè mi coglie interessato, di solito a me piace cambiare molto genere, no? Quindi una volta faccio una storia poliziesca, la volta dopo voglio cambiare, faccio una storia fantasy, la volta dopo faccio un tex, quindi un western, quindi mi piace molto cambiare universi proprio, e quindi è la varietà che mi sollecita, che mi solletica. Quindi la fonte di ispirazione sono di solito film, letture, saggi, anche videogiochi oggi, le serie TV, libri di fotografia, discussioni con amici, sogni, tante cose che dopo, tutte messe insieme, fanno venire delle idee nuove. Io adesso lascerei la parola a Diego. Vai, Diego. Giulia. Ciao Diego. Volevo chiederti a quale tuo personaggio sei più legato e il perché. Allora, io ho avuto la fortuna di fare tante cose belle, cioè tanti personaggi, di cimentarmi anche con dei miti del fumetto, come Tex, come delle copertine dei supereroi che ho fatto, di collaborare con gli 883, per esempio, collaborare con Vasco Rossi, con Zucchero, con cantanti famosi per degli storyboard, eccetera. Ma il personaggio al quale io sono più legato proprio intimamente, perché proprio rappresenta anche un po' tutti i fantasmi che ho dentro la testa, no? Cioè tutte le fantasie, i desideri che ho e anche un po' i conflitti interiori che ha di solito un artista creativo, è Lemur il visionario. Lemur il visionario è un personaggio col quale io dialogo da più di 20 anni. Lemur il visionario è un bellissimo progetto che ho creato insieme a Vittorio Centrone, che è un musicista bravissimo, un grande compositore, che impersona proprio il suo alter ego. Quindi un po' come Möbius, no? Che dicevo prima, è un alter ego di un
musicista visionario che attraverso l'energia degli oggetti viaggia in mondi paralleli, quindi molto vicino a quel Möbius che vi raccontavo prima. E questo personaggio è diventato anche un po' me stesso, insomma, perché io stesso quando disegno comincio a viaggiare con la fantasia, a parlare con i personaggi che disegno, diventa qualcosa di molto poetico, no? Però anche allo stesso tempo alienante, perché mi distacco dalla realtà e tante volte amici, parenti mi dicono: oh, ma dove vivi? Però insomma è anche una cosa che aiuta in certi momenti, per esempio anche adesso durante il periodo della pandemia, in momenti difficili, la fantasia ti corre in aiuto, quindi invece quando non puoi uscire di casa, il poter uscire, andare in giro in spazi mentali infiniti, insomma ti aiuta e ti dà anche aiuto nel morale, insomma. Ecco, questo personaggio secondo me è meraviglioso perché proprio è l'emblema della fantasia e della forza dell'arte che accompagna appunto i viaggiatori dell'immaginario. E quindi per questo, insomma, la Emory è per me il personaggio più amato. E che personaggio invece ti piacerebbe disegnare? Il personaggio che mi piacerebbe disegnare è... Allora, intanto ti do prima una domanda scontata, una risposta scontata, e dopo una risposta un po' più poetica. La risposta scontata è Batman. Io penso che non abbia bisogno di spiegazioni il perché e il per come, no? Perché, ecco. Invece la risposta più poetica è Saturnino Farandola, che non so se voi conoscete. Saturnino Farandola è una scoperta che ho fatto proprio nella mia ricerca, diciamo, di ispirazione per l'Emory. Allora, voi tutti conoscete Giulio Verne, no? Giulio Verne. Giulio Verne aveva un illustratore, l'illustratore che illustrava i suoi libri, che si chiamava Alberto Robida, francese, che dopo aver illustrato diversi libri di Giulio Verne decise e creò un personaggio che si chiamava Saturnino Farandola, che era un avventuriero stile Indiana Jones, ante litteram, perché si parla degli inizi del Novecento, in cui questo personaggio viaggiava in tutti i mondi, insomma andava alla ricerca di tesori perduti, eccetera. Ed era però rappresentato un po' come un Don Quixote, quindi un po' pazzo, eccetera. Alberto Robida fu talmente innovativo, inventivo, che nei disegni che faceva aveva preinventato, diciamo, alcune innovazioni tecniche, tipo il proiettore video. Sì, portali via così, scusa. Il proiettore video e altre cose. Poi negli anni è stata realizzata una cosa quasi strana, perché c'era un mio omonimo, grandissimo autore, Pier Lorenzo De Vita, che realizzò il fumetto di questi romanzi e io mi sono affascinato e quindi ho detto, beh, se l'ha fatto Pier Lorenzo De Vita vorrei realizzare anch'io Saturnino Farandola. Senti, hai mai dovuto affrontare dei blocchi narrativi? E se sì, come li hai superati? Mi è capitato questo. Nella realizzazione di un fumetto, scusate, vi porto via con me perché devo aiutare mio figlio a fare una cosa. Nella realizzazione di un fumetto dovevo disegnare una scena, diciamo, di violenza su una donna, diciamolo così. E io ho sofferto nel realizzare questa cosa. E quindi non riuscivo a creare
non riuscivo a disegnarla perché soffrivo per la ragazza, quindi ho dovuto, invece di metterci un giorno per disegnare questa pagina, ci ho messo più di un mese. Quindi niente, mi sono dovuto mordere la lingua, soffrire e disegnarla. Un attimo, scusatemi che sto aiutando mio figlio che deve andare a calcio e quindi lo sto aiutando. Ecco qua, hai bisogno dei calzetti? No, sì. Li hai? Lo so. Vedete Sì. quali sono le difficoltà? I calzetti sono questi. Eccoli qua. C'è altro? No. La mamma ti aspetta giù? Sì. Ok. Ecco fatto. Ciao Gio, Ciao. mi dispiace, scusami. Ciao. Ciao. Così vi siete visti anche la mia Sì. casa. Sì. Fortuna che hanno inventato i portatili. Ecco. Diciamo che è un fumetto della vita di tutti i giorni, in qualche maniera. Eccoci. Sono tutto vostro adesso. Diego, fai tu la prossima domanda? Sì, per un disegnatore d'Italia, che paese è? Dà opportunità o bisogna proprio rivolgersi all'estero? Allora, dico una premessa. Non tutti sanno che, per esempio, i fumetti di Topolino sono, non so per quale percentuale, ma comunque una percentuale altissima, realizzati tutti dagli italiani. Quindi i grandi disegnatori di Topolino, di fumetti, non di cartoni animati, sono gli italiani e producono fumetti per tutta Europa, per tutto il mondo. Poi ci sono anche alcuni fumettisti all'estero che realizzano anche questi personaggi, però i più bravi e più riconosciuti e più produttivi sono gli italiani. L'editore Bonelli è uno degli editori più importanti al mondo, anche se i personaggi di Bonelli non vengono venduti in tutto il mondo, quindi vuol dire che c'è un mercato molto fiorente in Italia. Detto questo, per esempio per me, che invece insomma sono un personaggio abbastanza particolare dal punto di vista del temperamento e delle ambizioni, ho trovato però la mia realizzazione solo andando all'estero. Quindi trovando un ambiente in cui il fumettista viene considerato un vero autore, no? Quindi insomma per le mie ambizioni era necessario trovare degli editori di questo genere e lì mi sono fermato. Dopodiché sono comunque tornato in Italia dove ho potuto lavorare benissimo. Moreno, se ti senti, darei la parola a te. Sì, mi sento come. Allora, che differenze ci sono tra il fumetto italiano e quello degli altri paesi? Questa è una bellissima domanda. Allora, voi sapete che i fumetti, la parola fumetto esiste solo in Italia, no? Quindi la radice del fumo, no? Che vuol dire che si riferisce alla nuvoletta che esce dalla bocca dei personaggi, dà il nome a questo linguaggio, anche se in realtà non è necessario che ci sia la nuvoletta perché una realizzazione a disegni sia un fumetto. Voglio dire, per essere un fumetto ci devono essere dei disegni messi in sequenza uno a fianco all'altro che raccontano una storia. Ma la storia può essere muta e quindi non è necessario il fumetto. Gli americani lo chiamano comics perché nascono come strisce umoristiche. Poi in realtà anche questi non sono necessariamente tutti umoristici. Quindi vedete come i nomi sono poco attinenti al linguaggio Sì. al tema.
I francesi le chiamano bande dessinée. Bande dessinée vuol dire strisce disegnate e questo è più tecnicamente coerente. Poi ci sono i manga giapponesi, poi ci sono le historietas spagnole o argentine e tra questi cosa li distingue? Diciamo la sequenza per immagini è per tutto uguale, li distingue il formato di stampa. Per questa ragione noi stiamo facendo al PAF la collezione permanente proprio organizzata per formati, perché ad esempio c'è il formato bande dessinée che è, adesso vediamo se trovo al volo, un attimo solo. Vedete quanto è grande? Sì. La bande dessinée francese è grande così, Sì. poi dentro, vedete, ha delle tavole molto ricche dal punto di vista dei dettagli. Ok. Il fumetto italiano è più piccolo, circa poco più della metà, grande così fino ad arrivare al mio Che è indice. tipo l'album di Lupo Alberto. Lupo Alberto è il formato all'italiana orizzontale, sì. Mentre il Tex è il formato bonelliano. Poi ci sono i comics che hanno un altro formato, quindi sono leggermente più lunghi e hanno anche il numero di pagine che è diverso, perché è importante anche il numero di pagine di ogni storia. Infatti il comics americano ha molte meno pagine. Infatti, che hanno 23 pagine, mentre i bonelliani ne hanno 96-98, le bande dessinée di solito ne hanno 48, e quindi così questi sono i formati. Queste sono le differenze. Poi la differenza, diciamo, si collega anche ai canali di distribuzione dove vengono venduti. Come vi dicevo, ci sono i fumetti seriali, quelli italiani, i manga, sì, anche le historietas sono vendute nelle edicole. Invece ci sono poi adesso i graphic novel, che sono, un attimo che vi faccio vedere cos'è il graphic novel. Ecco, sono dei veri e propri romanzi, vedete, rispetto alla graphic novel, alla bande dessinée. Vedete, più piccolo, però vedete quanto è grosso. C'è una bella differenza. Sì. E questo è proprio un romanzo disegnato a fumetti, lunghissimo. Questo viene venduto oggi, ci sono tantissimi italiani che lo fanno, viene fatto in tutto il mondo questo formato, perché è libero. Poi ognuno decide, come nei romanzi, qual è la grandezza del libro, qual è la lunghezza, eccetera. Quindi le differenze sono queste. È chiaro che in base al formato e alla lunghezza anche il tenore delle storie è diverso, il ritmo della storia è diversa. Ad esempio i manga, che sono molto grossi, molto corposi, sono molto dedicati all'immagine, sono molto, molto simili anche all'animazione, perché tra una vignetta e l'altra passa meno tempo, non so come spiegare. Sì. Quindi sono molto visivi e Ci sono anche le linee cinetiche che rendono il movimento. Proprio. Vai Moreno con la prossima domanda. Sì. Allora, perché a suo parere il fumetto non è ancora riconosciuto da tutti come una forma d'arte? La formula della domanda è pertinente e giustissima. Non è ancora riconosciuto da tutti, perché quasi tutti ormai lo riconoscono una forma d'arte. Sono pochissimi ormai quelli che lo ritengono una forma, diciamo, d'arte minore o un linguaggio solo per bambini, eccetera. Ormai il fumetto ha dimostrato in tantissimi casi, dal fatto che è stato premiato con il premio Pulitzer
è stato selezionato ai premi Strega per alcune opere, insomma, per il fatto che ci sono stati dei fumetti che hanno venduto tantissimo, più di qualsiasi altro libro. E il fatto che ci sono stati degli artisti che hanno preso proprio i fumetti, li hanno trasformati in quadri e li hanno portati nei musei. Tutte queste cose, insomma, hanno dimostrato nel tempo che il fumetto è una vera e propria forma d'arte e che alcuni fumettisti sono dei grandissimi artisti degni di stare nei migliori musei. Chi non lo riconosce è semplicemente per ignoranza, perché probabilmente non ha approfondito l'argomento ed è rimasto legato alle cose che leggeva da bambino, quindi non conosce quanto è ampio, quanto è profondo il mondo del fumetto. Poi è ovvio che, come in tutte le discipline artistiche, come in tutte le professioni, ci sono le eccellenze e ci sono anche le cose di basso livello. Nel cinema, nella letteratura, nella pittura ci sono i capolavori e ci sono anche le schifezze, e anche nel fumetto questo esiste. Dette croste. Vai Moreno. Vabbè. Devo ancora a lei, perché secondo lei negli anni il fumetto non ha preso il suo fascino, che non ha perso. Non ha perso il suo fascino. Il fumetto è bellissimo perché è molto facile da realizzare. Cioè tu con gli stessi strumenti, che questa cosa è la bacchetta magica che io dico, permette di realizzare qualsiasi sogno, tu puoi realizzare dalla storia più semplice e minimalista alla storia più complessa in assoluto, con delle astronavi incredibili, con delle cose impossibili da realizzare, raccontare qualsiasi cosa, anche il tema più scabroso, con poesia e con eleganza, con solo questa cosa. Se tu la devi invece realizzare con attori veri, no? Come nel cinema, hai bisogno di budget enormi. Per questa ragione le idee nel fumetto circolano in maniera molto più veloce e più facile, sono realizzabili in maniera semplice, appunto, solo con un fumettista seduto nella sua scrivania, anche se c'è qualche bambino che disturba ogni tanto. E per questa ragione il fumetto si rinnova in continuazione. Abbiamo parlato dei formati che sono sempre, che sono tantissimi, e quindi diventa un bacino di sollecitazioni anche per altre discipline. Quindi ad esempio sappiamo benissimo che il cinema sta oggi attingendo a piene mani dal mondo del fumetto, ad esempio i supereroi, che sono diventati i più grandi incassi del mondo, della storia, ma anche nella moda, nelle altre arti, perché il fumetto si contamina e contamina le altre discipline in maniera costante ed è sempre in evoluzione, quindi è all'avanguardia. Per questa ragione, appunto, il fumetto rimane sempre vivo. Bene, abbiamo visto che il tempo è scorso, noi avremmo diverse altre domande da farti, però il tempo che ci rimane è poco, quindi darei un attimo la parola a Diego. Ah, bene, anzi, vedo che c'è una domanda che ci arriva da Maurizia Totis. Le piacerebbe far commentare ad un suo personaggio l'attualità? Bella domanda. Ci devo pensare un attimo. Perché io non sono uno che fa satira, no? Quindi a me piace evadere, mi piace trovare le metafore, no? Mi piace trasformare dei temi di attualità in qualcosa in una storia fantasiosa. L'attualità mi sta un po' stretta, francamente. Quindi forse no.
Bene. Diego, se vuoi fare qualche domanda sul PAF, do la Sì. parola a te. Volevo sapere come è nato il PAF di cui sei direttore. Il PAF è un magnifico progetto che avete già descritto, insomma, questo posto splendido nel centro di Pordenone, immerso in un'area verde meravigliosa che è il Parco Galvani, dentro una villa storica e dopo in un palazzo moderno attinente. A Pordenone esiste da diversi anni una realtà fiorente di fumettisti, quindi ci sono un sacco di autori, di disegnatori di stili diversi, di studiosi che se ne occupano di un certo seguito di pubblico. Ed è anche Pordenone una città molto frizzante dal punto di vista culturale, perché per esempio ci sono le giornate del cinema muto, che è un festival molto prestigioso. C'è il festival letterario di Pordenone Legge, c'è un altro festival musicale che si chiama il Blues Festival, ci sono diversi altri festival di jazz, insomma è una città, seppur piccola, comunque molto frizzante dal punto di vista culturale. E mancava qualcosa che rappresentasse il mondo del fumetto e che mettesse insieme queste persone. Così, insomma, anche per il fatto che, come dicevo, la vita del fumettista era molto solitaria, per ritrovare un collegamento con la realtà, ho trovato questo mezzo della filantropia, no? Del fare delle cose per il pubblico, che era diciamo, mi faceva bene anche alla mia indole, no? alla mia mente. E così ho fondato un'associazione culturale che appunto si metteva a disposizione di giovani autori, eccetera. E fino a quando appunto si è creata una situazione per la quale c'era il rischio che questo posto in cui dopo siamo entrati potesse chiudere come posto culturale, perché c'era un momento di crisi, e io ho tirato fuori questo progetto proprio per riqualificare l'area proprio urbana. E quindi insomma ho trovato nelle istituzioni delle persone molto ricettive che hanno ascoltato questa proposta, l'hanno vista come innovativa e l'hanno appoggiata, e così ho chiamato a raccolta tutta una serie di amici, di professionisti che hanno creduto in questo progetto, e adesso siamo ancora qui a realizzarlo, e siamo solo all'inizio di questo viaggio che è molto affascinante, che però insomma mi prende tantissimo tempo. Io purtroppo attualmente non riesco neanche più a disegnare, a fare il mio lavoro, sto facendo solo il direttore del museo. Possiamo allora dire che è uno spazio culturale che, partendo dal fumetto, vuole aprirsi ad altri linguaggi ed argomenti. Questo è certo, assolutamente così. È una piattaforma di incrocio multidisciplinare e anche di respiro internazionale, perché siamo veramente considerati a livello internazionale, a livello anche di alcune capitali europee, quindi veniamo paragonati a una capitale europea per quello che propone in qualità questo spazio. E soprattutto, appunto, come dicevo prima, per le qualità uniche di questo linguaggio che è il fumetto, ci andiamo a collegare ad altre discipline artistiche. Quindi una volta parliamo di storia dell'arte, un'altra volta parliamo di architettura, un'altra volta parliamo di jazz, un'altra volta di cinema, e quindi insomma diventa uno spazio bellissimo dove il fumetto, dove appunto il PAF non è proprio il museo del fumetto, proprio perché di solito il museo parla di qualcosa terminato, no? Di passato, eccetera. Invece, siccome il fumetto è sempre in evoluzione, andiamo a guardare al futuro più che al passato, quindi accompagnandoci al passato, quindi sempre non rinnegando il passato, ma prospettandoci verso il futuro e andando a sperimentare anche delle metodiche nuove per promuovere la cultura. E che
impatto ha avuto l'emergenza coronavirus sull'attività del PAF? È, come in tutti gli altri campi, molto pesante, perché chiaramente la cultura si vive solo con, con la condivisione di momenti, con lo scambio di idee, di persone, di contatti anche fisici, e quindi non poter aprire al pubblico le mostre, insomma, puoi immaginare che cosa può determinare. Però dall'altro lato sono delle difficoltà che con creatività noi abbiamo cercato di trasformare in opportunità, e per questo, ad esempio, abbiamo aperto delle mostre virtuali. Le due ultime mostre che abbiamo fatto sono state virtuali, e quindi, visto che siamo aperti alla tecnologia, come abbiamo detto sempre, è un modo anche per far conoscere il PAF che è a Pordenone anche a gente che è lontanissima, quindi internet ci permette di far conoscere le mostre che vengono fatte nella nostra piccola regione anche a gente oltreoceano che non sarebbe mai venuta fisicamente a trovarci. Ci sono progetti per il futuro? Ah, ce ne sono diversi, sì. Stai lavorando? Tantissimi. Adesso bisogna vedere, perché si continuano ad accavallarsi le idee, e in questo momento di stop si stanno accavallando, sono tutte lì dietro che aspettano una dietro l'altra per essere realizzate. Dicevo prima di queste mostre virtuali perché abbiamo ospitato una grande mostra su Milton Caniff, che era un grande autore diciamo, del secolo scorso, che è stato maestro anche di Ugo Pratt, per esempio, ispiratore, che ha inaugurato un filotto, diciamo, di mostra che noi vogliamo fare, cioè i maestri del passato, Masters of Black and White. Parlavo prima della bellezza del bianco e nero, e quindi una serie di mostre che vogliamo fare su grandi autori del passato, esperti del bianco e nero. Quindi abbiamo iniziato da lui, poi proseguiremo sicuramente con Alex Raymond, il papà di Flash Gordon, sicuramente con Winsor McKay, insomma, e portare a Pordenone veramente il gotha della storia del fumetto. E lei invece a quale progetto sta lavorando? Io, come dicevo, sono bloccato in un lockdown creativo a causa del fatto che non ho più tempo per disegnare adesso. E quindi sono rimasto, c'è questo lemuri che continua a volare intorno a casa mia, aspettando di essere disegnato da me. È l'Emory il mio prossimo progetto. Abbiamo Graziella De Franceschi, al liceo artistico spero appaia l'apertura a questo studio che apre ad un futuro lavoro. Questo è il... accolgo l'ultima occasione di farle l'ultimissima domanda e poi abbiamo già allungato e le abbiamo rubato qualche minuto in più. Com'è nata la copertina dell'album degli 883, La donna, il sogno e il grande incubo? Grazie Elia per aver fatto questa domanda, perché mi permette anche di commuovermi nel ricordo di alcuni amici. Io ero molto giovane, stavo lavorando per Lazarus Led, che era un fumetto poliziesco creato da un grande amico che mi ha dato grandi opportunità, che si chiamava Ade Capone. Ade Capone è mancato qualche anno fa. E Ade Capone appunto è stato un personaggio anomalo nel mondo del fumetto, molto creativo, che ha lavorato sempre per Bonelli, però dopo ha inventato questa serie che si chiamava Lazarus Led, appunto. In quel periodo, voi sapete benissimo, gli 883 sono diventati famosi hanno ucciso l'uomo ragno, e quindi hanno iniziato proprio un percorso diciamo, di dialogo col mondo del fumetto che hanno conseguito per diversi album.
cercavano un disegnatore che potesse realizzare una copertina simile a Dylan Dog, perché in quegli anni faceva scalpore Dylan Dog, lo fa ancora adesso, ma in quegli anni veramente era molto famoso. Credo che chiesero alla Bonelli di fare questo, ma la Bonelli declinò la richiesta e quindi si rivolsero ad Ade Capone. E tra i vari disegnatori, io ero il più giovane all'epoca, perché mi pare che avevo 21 anni, ero giovanissimo, scelsero proprio me. Quindi mi chiamarono a Milano, conobbi sia Max Pezzali, che Claudio Cecchetto, che era il suo produttore, eccetera. Andai anche a Radio DJ, dove c'erano Amadeus, che ancora faceva il DJ, insomma c'era Fiorello, c'erano tutti questi personaggi che adesso sono celeberrimi anche all'epoca. E quindi mi chiesero di fare questa copertina. Quindi mi diedero un po' di fotografie, un po' ne ho fatte io, un po' me ne fecero fare, ed elaborai questo disegno che andò praticamente tutto liscio, cioè non abbiamo avuto nessun tipo di intoppo, come si può pensare, no? Perché data l'importanza di questi personaggi, però abbiamo trovato subito una bella sintonia. Io fu un lavoro che ho fatto con grande passione, con grande divertimento, ed è stata veramente una bellissima esperienza. Bene Giulio, noi abbiamo trascorso con te una piacevolissima ora abbondante e avremo ancora tante altre domande da farti, però può essere questa l'occasione magari di rivederci e di ritrovarci, magari anche con un progetto futuro, chissà, visto che sei ricco di progetti nel cassetto, quindi chissà che non ne possa nascere uno anche in collaborazione con noi. Ti ringraziamo per quanto ci hai raccontato e per aver vissuto anche assieme dei momenti di vita quotidiana familiare e niente, e ti salutiamo come redazione e anche quelli che ti hanno seguito collegati da Facebook e da YouTube. Quindi arrivederci e di nuovo buon lavoro. Vi ringrazio molto per l'attenzione e dell'invito. Ciao. Buona giornata. Arrivederci. Ciao.